Buonasera, venerdì 11 agosto, appuntamento con il TG di prealpina.it, cronaca in primo piano in questa edizione del notiziario. Partiamo dalla tragedia del piccolo Stelvio, in territorio di Castiglione Olona, dove un malore è stato fatale a un ciclista amatoriale di 66 anni, Ernesto Giuseppe Guarnoni, di Limbiate. È successo poco dopo le 10 di oggi, quando l'uomo è caduto dalla sua bici mentre stava affrontando la salita che da Castiglione porta a Gornate. Sul posto gli operatori del 118, atterrati con l'elicottero, e i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno comunque escluso fin da subito l'ipotesi di un investimento. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Sant'Anna di Como, dove purtroppo è deceduto nel primo pomeriggio. È stato sottoposto a intervento chirurgico l'imbianchino di 60 anni che questa mattina, sempre intorno alle 10, è stato vittima di un infortunio sul lavoro a Porto Valtravaglia. L'uomo, dipendente di un'impresa specializzata in tinteggiatura, stava lavorando all'esterno di un'abitazione quando, per cause su cui indagano i tecnici di ATS e i carabinieri di Dumenza, ha perso l'equilibrio ed è caduto da almeno 5 metri d'altezza. Visto il grave trauma riportato nella caduta, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al circolo di Varese, ora è ricoverato in gravi condizioni dopo l'operazione. È grave anche il turista statunitense di 36 anni che intorno alle 11 è stato vittima di un malore subito dopo l'atterraggio a Malpensa. L'uomo è stato soccorso e trasportato nell'infermeria del Terminal 1, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino a sopraggiungere dell'arresto cardiaco. Poco dopo si è reso necessario l'intervento dell'automedica di Legnano per il trasferimento protetto del giovane nordamericano che sarebbe in gravissime condizioni all'ospedale di Busto Arsizio. Ennesima tragedia nei laghi in un'estate davvero drammatica. Un turista francese di 76 anni è morto questa mattina dopo essersi tuffato nel lago di Como a Pescallo, frazione di Bellagio. L'uomo non è più riemerso ed è subito scattato l'allarme. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano hanno recuperato il corpo a 7 metri di profondità, hanno riportato a riva l'uomo e i soccorritori del 118 hanno tentato la rianimazione, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo l'ultima pausa di fresco dell'ultima settimana, il caldo è tornato a farsi sentire su Varese e provincia e si preannuncia un Ferragosto africano, il servizio di Pasquale Martinoli. È previsto un Ferragosto caldo e afoso in Lombardia. L'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ha annunciato infatti un'impennata delle temperature con punte fino a 35 gradi in pianura, 32 nelle zone più miti come Varese, e questo a partire da domani, sabato, fino a martedì, Ferragosto. In salita anche le minime, 20 gradi nella zona prealpina, potrebbero però verificarsi dei brevi temporali pomeridiani lunedì e martedì. Anche il centro geofisico prealpino prevede per lunedì e Ferragosto tempo soleggiato, molto caldo e afoso, con qualche possibile rovescio temporale tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Nella storia varesina il Ferragosto più caldo si è registrato nel lontano 1985 con 32 gradi, il più fresco nel 2006 con 12. Lo scorso anno il meteo alla vigilia annunciava possibili rovesci nel pomeriggio, ma la giornata al contrario non ha visto pioggia. In attesa del clou previsto proprio per Ferragosto, entra nel vivo la Festa della Montagna a Varese. Oggi il tradizionale motoraduno partito da Piazza Repubblica. Ce ne parla Elisa Petrocelli con le immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. 300 moto in Piazza Repubblica, un raduno questa mattina che ha fatto da preludio alla partenza alle 10:30 con destinazione Campo dei Fiori. Ecco la 19ª edizione della Moto Adunata Alpina, evento ormai tradizionale della Festa della Montagna, inaugurata ieri con l'alzabandiera. I motociclisti sono quindi giunti dopo mezzogiorno sulla vetta, al Grand Hotel, dove hanno potuto gustare l'aperitivo e il pranzo alpino. Tra le moto c'era un po' di tutto, dalle mitiche Vespa, anche in versione dannata, a vecchi e nuovi bolidi da strada. Prima di dare il gas c'è stato il saluto del capogruppo degli Alpini di Varese, Antonio Verdelli. Qualcuno magari ha cominciato ieri, ma comunque condividiamo un qualcosa che ci appartiene personalmente, ma appartiene anche al nostro territorio. La festa della montagna si concluderà martedì, giorno di Ferragosto, alle 17:30 con la Maina Bandiera. Sempre al Campo dei Fiori, volontari da tutto il mondo richiamati da Legambiente e dall'Ente Parco. I dettagli nel servizio.
Sono arrivati da Messico, Finlandia, Repubblica Ceca, Spagna, Francia e Belgio, giovani di paesi diversi nel palco del Campo dei Fiori per un'attività di volontariato internazionale organizzata da Lega Ambiente Varese in collaborazione con l'Ente Parco e il Comune di Cunardo. La missione verde dei 12 ragazzi è quella di scoprire e ripristinare una parte del territorio del Parco regionale del Campo dei Fiori. Il gruppo si è dedicato al recupero di un tratto della linea Cadorna, tra Cunardo e Masciago I, alla pulizia del parco di Villaggio Cagnola alla Rasa e alla sistemazione delle grotte di Valganna. La prossima tappa è in vetta al Campo dei Fiori. Si tratta di un'attività, spiega Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese, riferendosi alla cura della linea Cadorna, che consente di trasformare questo luogo da linea di guerra e difesa a linea di incontro e scambio culturale significativo. Sport e cronaca purtroppo sempre più a braccetto, tifosi di Pro Patria e Varese colpiti da provvedimenti disciplinari pesantissimi, ce ne parla Silvio Tranquillini. È un momento difficile per gli ultras della nostra zona e quelli di Pro Patria e Varese una volta tanto si troveranno uniti, anche se inevitabilmente fuori dagli stadi. Un'ordinanza della questura della provincia di Monza Brianza ha infatti disposto il DASPO nei confronti di 6 tifosi della squadra bianco-blu a causa di comportamenti tenuti in occasione del play-out fra San Giuliano City e Triestina, squadra i cui sostenitori sono gemellati a quelli della Pro. Eppure gli ultras del Varese si sono visti impedire la presenza a eventi sportivi a causa della partecipazione a gare che non coinvolgevano la propria squadra di calcio, ovvero un match di basket fra l'Open Job Metis e la Virtus Bologna, e i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli in occasione dei quali si verificarono incidenti per le strade del centro. Ad annunciare l'assenza dagli stadi per 2 anni sono stati gli stessi gruppi ultras biancorossi, denominati CUV e Scannati Varese, i quali hanno comunque confermato che continueranno a sostenere la squadra anche da fuori dello stadio. E per chiudere i mondiali di ciclismo in corso a Glasgow, Filippo Ganna sfiora solamente il secondo oro personale nella cronometro su strada dopo quello conquistato nell'inseguimento. Al traguardo è il belga Remco Evenepoel a fare meglio di lui per 12 secondi e il verbanese deve così accontentarsi dell'argento. Si chiude comunque con un bilancio di 3 podi, oltre a quelli individuali anche l'argento dell'inseguimento a squadre, la rassegna iridata di Ganna. E con questo è tutto, l'appuntamento a domani sempre alle 19, vi auguriamo una buona serata.